E cominciamo allora con Antonella Barzazzi, a petizione del Serenissimo, il ceto di governo veneziano e gli scritti di Sarpi. Sarpi non è classe dirigente, è di per sé un suddito, il quale ha un suo rapporto con la classe dirigente che nel periodo interdetto i decreti senatori, le delibere senatorie ricalcavano il testo di Sarpi. Ecco, in questo caso abbiamo un consulente che conta parecchio. Se vuol cominciare. Guardiamo un po' gli studi sarpiani degli ultimi decenni, vediamo che una nota caratteristica è certamente l'attenzione crescente ai contesti veneziani ed europei in cui Sarpi si mosse. Ecco quindi che al grande consultore guardiamo ormai come a un uomo capace di inserirsi in giochi complessi di squadra, di accettare compromessi e logiche del potere, di gestire ampie reti di relazioni politiche e culturali. E nella sua produzione riconosciamo più chiaramente anche i condizionamenti esercitati dalle circostanze e dagli scenari movimentati e drammatici che segnarono l'arco della sua vita. Una frase cruciale per l'Europa e per gli assetti interni alla posizione internazionale della Repubblica di Venezia. E possiamo anche oggi muoverci meglio all'interno di quel diciamo, fascio ampio di contatti, di scambi che Sarpi intrattenne prima e dopo l'interdetto con alcuni patrizi veneziani, membri della cosiddetta cabala sarpiana, che in passato è stata riproposta in maniera a volte convenzionale, dilatata o ristretta a seconda della prospettiva adottata e spesso senza tener conto della fisionomia delle singole figure e del fattore generazionale. Ecco, anche da questo punto di vista un grande rilievo hanno assunto, soprattutto nell'ultimo ventennio, i lavori di Corrado Pin, così anch'io mi sintonizzo su Pin, come dicevamo stamattina, e in particolare l'edizione dei Consulti e alcuni suoi studi più recenti su altri scritti di Sarpi. E quindi grazie alla lezione di metodo di Pin, ai suoi sistematici scavi documentari, non solo siamo diciamo, consapevoli della complessità di vicende testuali, quelle degli scritti sarpiani, che furono tutt'altro che lineari e che sono difficili da affrontare con gli strumenti classici della filologia, ma possiamo anche porre nuove domande su ruoli e apporti specifici dei patrizi vicini al consulto. L'esplorazione parallela dei consulti, delle carte di lavoro sarpiane e dell'archivio privato del doge dell'interdetto, Leonardo Donà, ha permesso per esempio a Pin di ricostruire un rapporto Sarpi-Donà molto più stretto di quanto non fosse stato in precedenza. Ecco, ed è un rapporto che si rinsalda tra la rottura con il Papa e la fase di uscita dall'emergenza, che fu segnata tra l'altro dall'attentato a Sarpi dell'ottobre 1607. Ecco, i contatti passano, appunto tra Sarpi e il Doge, passano naturalmente attraverso la redazione dei consulti presentati al Senato e al Collegio, dei quali il Doge conserva minute, redazioni intermedie. Ecco, ma sono rapporti che si dipanano anche intorno a richieste rivolte personalmente da Donà a Sarpi, negli incontri frequenti che si svolgono tra loro in Palazzo Ducale. L'interdetto aveva intensificato i rapporti epistolari del consultore con gli ambienti intellettuali francesi e nel settembre 1607 Sarpi comunicava all'ugonotto Jérôme Groslot de Lille che a petizione del Serenissimo, il Doge appunto, aveva tradotto un appello a Enrico IV per la convocazione di un concilio generale. Appunto del consigliere Guillaume Ribier di cui ha parlato stamattina Corrado Pin. Ecco, ne era nato appunto un libretto che Donà aveva fatto stampare e che oggi si conserva in una busta del suo archivio al Museo Correr.
E appunto in questo fondo del Correr il senso di una riflessione comune è molto palpabile. Ci troviamo tra materiali raccolti sulle istituzioni e gli usi della Chiesa francese, tra copie di libelli anonimi dell'interdetto, fascicoli di documenti di parte romana, pamphlet e testi di varia provenienza contro i gesuiti, sui quali appunto le note autografe di Donat si alternano con la mano di Sarpi e quella dei suoi copisti. Ecco, anche su altre materie di meno immediata rilevanza politica, il Doge cerca informazioni e lumi dal Servita, che nel luglio 1609, ad esempio, redige per lui una scrittura molto impegnativa sulla controversia teologica de auxilis tra domenicani e gesuiti. Ma al legame con la figura autorevolissima di Donat, settantenne, era nato nel 1536, se ne intreccia a partire dall'interdetto anche un altro, un rapporto che sarà il più duraturo nella vita di Sarpi e forse il più influente per la sua affermazione come consultore e per la circolazione dei suoi scritti. Ed è il rapporto con il più giovane Domenico Molin. Molin è nato nel 1572, quindi ha 20 anni meno di Sarpi, 19 meno di Niccolò Contarini, l'uomo politico studiato da Cozzi, che per anni fu portavoce del gruppo anticuriale antispagnolo e molto vicino a Molin stesso, nonostante la differenza di sensibilità religiosa e istituzionale. Molin poi è quasi coetaneo di Fulgenzio Micanzio, confratello, collaboratore e biografo di Sarpi, che era nato nel 1507. Ecco, chi era Molin? Non si può dire che fosse un giovane patrizio che si era, diciamo, trovata la strada spianata, anche se poi diventerà in seguito così una figura importantissima nella politica veneziana. Molin era nato in una famiglia di condizioni economiche mediocri, era il primogenito investito della cura del patrimonio familiare e si era trovato nell'impossibilità di concorrere a cariche di prestigio troppo onerose e si era dovuto adattare a una carriera tutta interna alle magistrature della capitale. Il fratello invece, il fratello Francesco, sceglieva la strada della milizia marittima che poi lo avrebbe condotto fino al dogado nel 1646. Per Domenico invece la svolta decisiva era arrivata con l'interdetto. Da quattrenne nel 1606, con alle spalle un cursus honorum limitato a qualche incarico presso magistrature annonarie e fiscali, sarà segnato profondamente da quella grande battaglia politica e da allora rimarrà sempre a fianco di Sarpi. Lo ritroviamo costantemente presente insieme a Micanzio dietro i carteggi sarpiani, in particolare quelli con i gallicani e gli ugonotti, secondo la distinzione, diciamo, valsa nel carteggio di Sarpi. Ecco, con loro Molin intrattiene anche corrispondenze parallele che intrecciano dimensione politica e culturale nello stile degli epistolari del tempo. Ecco, le lettere del triennio 1607-9 rivelano il cementarsi di un sodalizio animato dalla delusione condivisa per la mancanza di un esito duraturo della battaglia dell'interdetto, dall'auspicio di nuovi scontri politico-religiosi in grado di scuotere il predominio ispano-asburgico e inoltre da una forte carica antigesuitica, che peraltro è ben percepibile anche tra le carte del Doge Donat. Tra le lettere e i materiali di lavoro sarpiani è possibile ricostruire un flusso intenso di testi provenienti dalla Francia, dall'Inghilterra, di Giacomo I, dalle città tedesche, testi che ripercorrono la storia della compagnia, ne additano gli arcani, i misteriosi istituti, ne colpiscono l'insinuarsi nelle famiglie presso i principi, secondo quei luoghi obbligati di un filone che stava allora prendendo forma, proprio incoraggiato dall'interdetto e dall'espulsione dei gesuiti da Venezia. E Molin qui risulta particolarmente coinvolto e poco più che diciottenne, va ricordato, Molin aveva seguito le lezioni universitarie di filosofia di Cesare Cremonini, arrivato a Padova nel 1591.
è diventato poco dopo il portavoce della protesta di docenti e studenti dello studio pubblico contro l'antistudio dei gesuiti. Quindi agiva un imprinting in questo senso, che poi credo fosse un imprinting anche molto più largo nei termini di una spregiudicatezza intellettuale e di una e religiosa. Fatto sta che dopo l'interdetto ritroviamo Molin nella officina basata nel convento dei servi della Madonna dell'Orto e lo vediamo accaparrarsi i libelli in arrivo, trascriverne di sua mano, forse Molin anche ne compose, anche se resta da verificare la paternità che gli viene attribuita da ambienti romani di una copia di lettera scritta in Bologna, uscita senza luogo di stampa, con data 1609, che fu un testo di rilievo nella produzione antigesuitica. Ecco, come sappiamo, il dibattito sulla religione di Sarpi ha ruotato a lungo intorno ai suoi scambi epistolari con corrispondenti francesi, svizzeri, tedeschi, sui suoi contatti diretti e indiretti con gli ambienti riformati europei. Le lettere, Sarpi dichiara senza mezzi termini la propria avversione a Roma, esalta l'esempio di autonomia offerto dalla Chiesa di Francia, auspica l'abbattimento del totato pontificio sostenuto dalla Spagna e parteggiando anche per il calvinismo intransigente, invocando la discesa in armi dei principi d'Oltralpe per abbattere l'Inquisizione e ricondurre l'Italia all'Evangelio. Lo studio degli scritti filosofici sarpiani ha sospinto, diciamo, la riflessione su altre strade, contribuendo a districare l'intreccio di opzioni politiche e religiose che agirono in un Sarpi che è apparso volta a volta calvinista, irenico, conciliarista, agostiniano. E però resta il problema di quel Sarpi delle lettere, un frate estraneo appunto al ceto di governo, come prima, che si assume contatti rischiosi con personalità di primo piano sulla scena internazionale e divulga informazioni attinte a fonti diplomatiche veneziane, che va incontro a incidenti che lo costringono all'uso della cifra, e quindi una figura che svolge di fatto una funzione di diplomazia informale. E quindi ci si chiede quali fossero i margini di effettiva libertà di queste iniziative, quali le aspettative annesse a questa attività dalla fazione patrizia più nettamente anticuriale avversa alla Spagna. Ecco che in questa prospettiva pare ragionevole pensare a Domenico Molin, il patrizio sempre in attesa di emergere, arenato in un eterno apprendistato, come una figura ibrida, un po' allievo di Sarpi, un po' suggeritore, un po' garante presso il gruppo patrizio di strategie mirate ad avvalorare il credito di una linea politica veneziana volta all'alleanza con la Francia e con le potenze protestanti del nord. Ecco, un Sarpi, quello del post interdetto, comunque in qualche modo strumentalizzato e sotto tutela, e dall'altra parte un Molin che controlla e che sorveglia la sua scrittura. Lo schema lo ritroviamo nell'elaborazione del primo lavoro storico sarpiano, quell'istoria dell'interdetto che è stata ricordata anche stamattina da Corrado Pin. Come si era detto appunto stamattina, l'impulso a redigere questo lavoro era venuto da Jacques-Auguste de Thou, che nel 1607 aveva chiesto a Sarpi di inviargli delle memorie sulla controversia con Paolo V da utilizzare nella continuazione delle sue storie. Il progetto diventava inevitabilmente a carattere pubblico e doveva imporre anche all'autore una grande mole di ricerche negli archivi della Segreta. E questo progetto era comunque cresciuto rapidamente su se stesso. Nel settembre 1607 Sarpi annunciava già a Groslot, intermediario con de Thou, che il suo commentario era quasi pronto. Un anno dopo però l'invio appariva ancora improponibile di fatto.
Signor Domenico Molino, che nelle cose è molto esatto, riferiva il Servita al suo corrispondente francese, ci vuole dentro alcuni particolari quali io aveva sprezzati come leggeri, dicendo lui che la bellezza dell'istoria e la soddisfazione del lettore sta in quelli. E 2 mesi più tardi. E non faceva se non superficial menzione delle cose passate nei grigioni. Ha voluto il signor Domenico che io le particolarizzassi, e dubito di farlo, tanto che il corpo riesca troppo mostruoso con questa parte troppo grande. È ben vero, continuava Sarpi, che importa grandemente al tutto, perché l'impedimento posto in quel passo levò l'animo a molti. Ed io, quando considero il tutto insieme, senza passione, non posso se non dire essere stato quello che diede il colpo per far l'accomodamento, cioè per chiudere la vicenda dell'interdetto. Quindi alla delicatezza politica della materia si assommava un rovello creato in Sarpi da un confronto sulle scelte storiografiche e interpretative nelle quali Molin entrava, possiamo dire, a gamba tesa, con proposte molto precise, andando a scandagliare anche le minute articolazioni del testo e intervenendo sul lessico. Come ci attesta tra l'altro un foglio di correzioni, appunto autografe di Molin, inserito tra le carte sarpiane del Fondo Consultori. Ecco, per insistenza di Molin, Sarpi aveva steso in più anche un'informazione particolare sull'accomodamento, una aggiunta al testo dell'istoria che è presente solo in alcune edizioni e che smontava sul piano giuridico e procedurale la versione di una pretesa assoluzione della Repubblica da parte romana. Nel 1610 Sarpi dava per completato il testo, che come sappiamo è un'aggressiva e penetrante rivendicazione della forza delle ragioni veneziane, aperta da uno straordinario ritratto di Paolo V. Si trattava ora di farlo partire a seguito dell'ambasciatore a Parigi, Agostino Nani, che però, pur vicino ai sarpiani, rifiuterà di esporsi di fronte alla contrarietà del collegio. La copia manoscritta, fatta eseguire appositamente, rimaneva così tra le carte del doge Donà, che naturalmente aveva seguito la vicenda. Quindi, congelato l'invio in Francia, anche tra voci di un riavvicinamento di De Thou ai gesuiti, l'istoria dell'interdetto era stata oggetto, fin dal 1610, di una trasposizione in inglese eseguita dal cappellano dell'ambasciata britannica William Badel, già in contatto con Sarpi e Micanzio, e rientrato in Inghilterra dopo l'assassinio di Enrico IV. L'orientamento seguito alla morte del re di Francia rendeva ancora più aleatorio un passaggio per la valigia diplomatica, diciamo così, sicché Sarpi poteva suggerire a Groslot di procurarsi attraverso il canale inglese le tanto attese memorie. In Francia queste arriveranno solo nel 1617 con l'occasione di un ambasciatore diciamo disponibile, per rimanere poi, morto ormai De Thou, nelle mani di un altro corrispondente di Sarpi, il gallicano Jacques Gillot, che veniva autorizzato a servirsene, ma solo dopo averne eseguita una nuova trascrizione. Ecco, mi sono fermata un po' sui dettagli di questa vicenda tortuosa perché evidenzia in realtà degli aspetti caratteristici della genesi e della disseminazione degli scritti sarpiani. Pur nell'impronta fortissima della personalità di Sarpi, l'istoria dell'interdetto era per più versi un'opera collettiva, frutto di una prassi di collaborazione ben presente nella cerchia del consultore e che toccò anche altre opere. Il trattato delle materie beneficiarie, ad esempio, costellato nel manoscritto veneziano di interventi di Micanzio, inviato in Francia e è attestato appunto da una quantità di trascrizioni francesi piene di varianti. Ancora più calzante forse di questa prassi appunto di scrittura collettiva può essere il caso della Potestà dei Principi, l'abbozzo di un'opera sistematica in polemica con Bellarmino composta intorno al 1610
pure circolata diciamo in sommari, in frammenti in Francia, rimasta nelle mani di un patrizio, Pietro Contarini, e poi riemerso di recente nella biblioteca di ma uno schema analogo ripropone anche la vita del padre Paolo scritta da Micanzio, che è una sorta, diciamo così, di breviario politico calato nelle forme di una geografia conventuale. E la biografia di Micanzio mostra evidenti le tracce di dettature, di suggerimenti da parte di singoli patrizi, intervenuti nell'arco di una composizione poi molto diluita nel tempo e di una prolungata circolazione manoscritta precedente alla stampa. Una circolazione determinata da logiche prettamente politiche e diplomatiche. E queste logiche si intrecciarono anche con l'affermazione di Sarpi nell'ufficio di consultore. Come Pina ha puntualmente ricostruito, la composizione della rottura con il Papa dato Sarpi in una condizione precaria, circondato dalla diffidenza dei patrizi moderati decisi a dimenticare l'interdetto. Intensificata tra il 1609 e il 1610, la sua attività per il governo approda a una piena legittimazione nel 1612 con il delicato incarico di scrivere sul dominio di Venezia sull'Adriatico. Ecco, del ruolo più stabile raggiunto da Servita nel sistema istituzionale veneziano, Molin tiene a informare i corrispondenti suoi e di Sarpi. Tra il 1611 e il 12, in una serie di lettere a Jacques Le Chassier, rappresenta un Fra Paolo impegnatissimo per servizio del pubblico, interpellato su tutte le materie giurisdizionali e ammesso perciò nell'archivio segretissimo del Consiglio dei Dieci. Ma sappiamo che invece questa questione dell'accesso agli archivi, ce l'ha detto stamattina Corrado, era un punto sempre molto, molto critico. E Molin suggella le notizie con l'invio di una scrittura sarpiana, delle contribuzioni dei chierici, che quindi arriva in Francia. Sarpi, almeno a parole, esprime il suo disappunto per la divulgazione di un testo calibrato, scrive sui deboli ingegni di tanti patrizi. Ecco, ma quello che va sottolineato è che le notizie sul rinnovato prestigio del consultore diffuse nell'ambiente gallicano parigino dovevano assicurare della continuità degli orientamenti antispagnoli e filofrancesi della Repubblica, proprio in un periodo in cui veniva a mancare il doge Donat, morto proprio nel luglio 1612. Al di là dell'enfasi che viene posta su un Sarpi, in queste lettere, su un Sarpi più tenuto caro che mai, è chiaro del resto che solo un consultore saldamente in sella avrebbe potuto impegnarsi nel 1613 nel grande lavoro sull'Inquisizione. Ancora qualche tempo invece avrebbe dovuto attendere Molin. Penalizzato dal ritorno dei moderati seguito dall'interdetto, ricomparirà tra gli eletti a cariche solo nel 1615-16, nel clima di scontro tra fazioni che accompagnò la guerra tanto invocata, no? Che era scoppiata ai confini orientali contro gli arciducali d'Austria. Eletto poi in Senato nel 1618, quando aveva ormai 46 anni, Molin si insediava stabilmente ai vertici del potere. Da allora in avanti sarà sempre presente in collegio, in Senato, e investito di una raffica di nomine ad altre cariche di rilievo. Rimane sulla breccia fino al 1635. Aveva saputo aspettare, possiamo dire, ma raccoglieva alla fine i frutti dell'esperienza istituzionale, dei meccanismi del sistema veneziano maturata dietro le quinte, ma anche di un prestigio intellettuale costruito nel tempo, grazie alla creazione di una ricca biblioteca, grazie a una rete epistolare che includeva grandi intermediari della Repubblica delle Lettere come Peiresc, come
molti storici e filologi di spicco, soprattutto francesi e olandesi. E così all'inizio degli anni '20 ritroviamo appunto il senatore, perché così per eccellenza veniva chiamato, come il gran mecenate al quale guardavano gli uomini di cultura, laici ma anche ecclesiastici, attivi tra Venezia e Padova, esaltato nelle pagine di dedica di una quantità veramente molto grande di opere a stampa. Molin non aveva comunque rinnegato il marchio ideologico con cui si era da sempre identificato. D'intesa con Niccolò Contarini continuerà a patrocinare, dopo lo scoppio della guerra dei 30 anni, una politica estera saldamente ancorata alla Francia e alle Province Unite d'Olanda. E rimase anche attestato fermamente su una difesa rigorosa della sovranità statale contro le invadenze della Chiesa, soprattutto in materia beneficiaria e della stampa. Il Nunzio Pontificio nel 1624, in una rassegna dei membri della fazione anticuriale, lo definirà il peggiore di tutti. Ma è interessante vedere un po' come l'intransigenza giurisdizionale in lui si combina con qualcosa di nuovo, cioè con un forte orientamento oligarchico chiuso a ogni richiamo all'eguaglianza del ceto patrizio e alle rivendicazioni dei nobili poveri. Idolatra dell'oligarchia, se non addirittura aspirante alla monarchia, lo qualificherà a metà Settecento Marco Foscarini. E in effetti la lezione sarpiana della sovranità, Molin sembrava leggerla alla luce dei dibattiti del post-interdetto, in cui la potestà dei principi sulla religione, sul sacro, si imponeva quasi con note assolutistiche, con uno sguardo rivolto ai grandi stati monarchici e a una repubblica, ma una repubblica militarmente forte come l'Olanda. Quindi Molin diventa l'uomo politico più potente di Venezia, ma non interrompe la sua consuetudine con Sarpi, che Micanzio nella vita del padre Paolo ci rappresenta come quotidiana. Malgrado una accurata ricognizione compiuta alcuni anni fa da Dorit Reines, non è possibile documentare eventuali interventi diretti di Molin nell'inizio a Londra del manoscritto dell'Istoria del Concilio Tridentino. Ma certamente Molin non poté rimanere estraneo alle reazioni di Sarpi e Micanzio, all'edizione pubblicata da De Dominis e all'accoglienza dell'opera nei circoli che facevano capo a Pierre-Jacques Dupuy e ai ginevrini Jean e Lidio Da. E credo non si sbagli a coglierne la presenza nel gennaio 1623 dietro la accorta regia delle esequie di Sarpi guidata da Micanzio, con il quale Micanzio Molin avrebbe in seguito condiviso la custodia della memoria degli scritti sarpi. Negli anni precedenti Molin aveva vigilato sulla revisione dell'Historia Veneta scritta dal pubblico storiografo Andrea Morosini e dedicata al periodo 1521-1615 offriva la prima versione di Stato sull'interdetto, presentandolo come un'avvertenza occasionale, essenzialmente diplomatica, in cui Sarpi aveva assunto un compito tecnico di consulente teologico-giuridico privo di ogni influenza politica. Pubblicata quasi in concomitanza con la morte del consultore, l'opera di Morosini sarebbe stata esaminata a Roma e posta all'indice alla fine dell'anno successivo, malgrado le sue formulazioni molto blande e studiate. Nel frattempo però Molin aveva predisposto, diciamo così, il contrattacco, aveva ripreso in mano la narrazione sarpiana dell'interdetto, un controcanto dell'esposizione in colore del pubblico storiografo, e l'aveva consegnata al tipografo ducale Pinelli, al quale ricorreva anche per la stampa di scritti antigesuitici.
corredata di quell'informazione particolare sull'accomodamento che Molin aveva fortemente voluto, la storia particolare delle cose passate tra il Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia, questo è il titolo completo dell'opera, usciva così anonima, con falsa data di Lione 1624, ma sarà affiancata in breve arco di tempo da un grappolo di altre edizioni francesi, ginevrine, inglesi che Mario Infelice aveva dato, di cui forse ci parlerà anche oggi. Con questa sua iniziativa il senatore Molin prendeva posizione nella partita che si stava aprendo tra Ginevra e la Francia intorno agli scritti di Sarpi. Una volta, diciamo così, riportato sul continente l'asse di un confronto che negli anni della reggenza di Maria dei Medici si era spostato verso l'Inghilterra e rilanciava anche in Europa un'immagine combattiva di Venezia in un momento in cui l'alleanza con il Duca di Savoia e la Francia sembrava aprire nuove prospettive su quel nodo sempre problematico e così presente dei passi della Valtellina. Gli alti e bassi del progetto bellicista, velleitario e dispendioso sostenuto da Molin ritmeranno poi anche l'approdo alla stampa della scrittura sull'Inquisizione. La richiesta del testo verrà avanzata prima da Élie Diodati, poi da François-Auguste de Thou, figlio del defunto presidente ed emissario dei Dupuy, durante 2 distinte visite a Venezia verso la fine del 1626. Queste richieste trovano un Micanzio più possibilista e un Molin risolutamente contrario, fermo sull'impossibilità di copiare e diffondere uno scritto che entrava nelle più profonde articolazioni della normativa dello Stato veneziano. E il giovane de Thou si era dovuto accontentare di ricevere da Micanzio un esemplare della stampa veneziana dell'istoria dell'interdetto e le trascrizioni di alcuni consulti. Negli anni successivi, tuttavia, questa opposizione rigida doveva essersi ammorbidita tra l'attesa di un intervento francese in Italia che avrebbe dovuto arginare il dilagare della guerra e gli esiti drammatici del conflitto per Mantova, con la sconfitta veneziane seguita poi dalla peste. Fatto sta che nel 1632 la scrittura sull'Inquisizione circolava in copie manoscritte nella cerchia dei Dupuy ed era forse in mano dello stesso Ugo Grozio. Il progetto di dare alla Repubblica un ruolo propulsivo nel conflitto europeo era fallito e un altro fondamentale tassello dell'eredità sarpiana, testimonianza di tempi diversi per Venezia, aveva passato le Alpi. La stampa, ancora una volta una stampa a grappolo, come quella dell'istoria dell'interdetto, con una serie di rapide repliche, avrebbe avuto luogo solo nel 1638, nell'ambito appunto del laboratorio sarpiano che ormai era operante tra Ginevra e la Francia. Il senatore Molin era morto improvvisamente alla fine del 1635 e ogni impegno di riservatezza era venuto meno. Ma bisogna anche sottolineare che risultava definitivamente sciolto a questo punto il nesso tra la circolazione degli scritti sarpiani e i disegni politici veneziani. E la scrittura sull'Inquisizione usciva infatti in concomitanza con le grandi collezioni sulle libertà gallicane curate da Pierre Dupuy e si prestava semmai a sostanziare la nuova offensiva di Richelieu contro la Chiesa di Roma. La vicenda di Sarpi e dei suoi scritti aveva ormai subito quella torsione che l'avrebbe connotata a lungo, una torsione che avveniva secondo un modulo speculare: presenza e memoria oltralpe, assenza e oblio in Italia. Grazie.